La capillare presenza di case templari, sia sul territorio europeo sia in Terra Santa, assieme all'enorme ricchezza accumulata nel tempo attraverso donazioni, esenzioni fiscali, recupero di crediti ed altre svariate attività finanziarie e imprenditoriali, permise all'Ordine dei Templari di istituire uno dei servizi bancari più efficienti e ramificati del Medioevo. Quando ci si addentrava in viaggi lunghi, come pellegrinaggi, era facile imbattersi in manipoli di briganti che derubavano i poveri malcapitati. Prima di partire, per ovviare a questo, i Templari inventarono il buono di deposito. Un pellegrino poteva partire per Gerusalemme depositando preventivamente il proprio denaro presso una qualsiasi casa templare europea e ritirarlo all'arrivo non correndo il rischio di essere derubato durante il viaggio. In seguito, tali servizi furono estesi a tutte le categorie lavorative, come ad esempio i mercanti, i quali potevano pagare le merci acquistate presso le banche templari. A poco l'ordine divenne la cassaforte d'Europa. L'ordine passò ad amministrare i depositi dei suoi clienti, che verranno a disporre di veri e propri conti correnti. Potevano ritirare denaro ed effettuare pagamenti con semplici lettere del tesoriere. E 3 volte l'anno il banco inviava un esatto resoconto delle operazioni effettuate, un estratto conto. Il cliente poteva così eseguire con conoscenza di causa le proprie operazioni e averne un efficace riscontro. Il tesoriere consegnava una lettera sulla quale vi era scritto esattamente l'importo depositato. Questa lettera, che era scritta a mano ed autenticata con un sigillo, fu chiamata lettera di cambio. In nome di Dio, Mason di San Quirino, 27 giugno 1230. Venerabile e carissimo fratello Guglielmo, vogliate pagare, in occasione della prossima fiera di San Donato, a Messero Bizzo del Monte Acuto la somma di 250 denari, trattenendo per il tempio la giusta franchigia e l'obolo per i fratelli della scorta, in pagamento delle stoffe di Genova che il mercante Agno de Bruni vi ha portato. Firmato Petrus de Civitas Austria.
trattative tra il tesoriere e il cliente risultavano molto complesse e per raggiungere un accordo i tempi d'attesa potevano essere decisamente lunghi. I Templari potevano offrire servizi di scorta armata alle carovane mercantili o ai convogli di trasferimento di valuta. In alcuni luoghi i Templari stipularono delle convenzioni con le comunità locali allo scopo di fornire un servizio di polizia stradale sulle vie carovaniere, in cambio dello sfruttamento delle risorse naturali. Per i servizi offerti vi era una sovrattassa che contribuì ad alimentare le ricchezze dell'ordine. Nel 1249, in terra friulana, fu redatto dal patriarca d'Aquileia Bertoldo di Andex un documento che descrive il percorso da Cividale d'Aquileia, esistente già in epoca romana, come un luogo infestato da ladroni e assassini che derubavano e spogliavano dei loro averi i viandanti venuti dal Norico e diretti ad Aquileia per imbarcarsi verso la Terra Santa. La ricchezza dell'ordine deriva anche dall'esercizio di signorie di banno. La banalità è un antico istituto di diritto franco, in base al quale il feudatario poteva obbligare gli abitanti entro la propria giurisdizione a usare per macinare il grano, cuocere la farina o torchiare uve e olive esclusivamente i suoi molini, forni e torchi, dietro compenso, e costituivano perciò un'eccellente fonte di introiti. La banalità diede ai Templari la possibilità di monopolizzare l'economia di vaste aree rurali, costringendo così la piccola imprenditoria a vendere o a indebitarsi con le banche stesse. Inoltre l'ordine era esentato dal pagamento di qualsiasi imposta, voluta sia dalle autorità ecclesiastiche sia da quelle civili. La base della monetizzazione medievale, unità di peso equivalente a circa 409 grammi. Portando una libra d'argento alla zecca o dal coniatore si ricavavano delle reali monete corrispondenti o a 240 denari oppure a 20 solidi. La misura del solido equivaleva a 12 denari. La prassi, molto diffusa al tempo, era quella di tosare, ossia limare, la parte esterna delle monete in modo da ricavarne una parte d'argento maggiore per essere nuovamente fusa e avere così una moneta in più. Quando il tosatore o falsario adottava questa pratica illegale e veniva giudicato colpevole, era passibile di svariate punizioni, tra cui il taglio delle mani o della testa. I Templari, quindi, ricevendo un deposito o versandolo, prima di accettarlo, confrontavano sempre il numero delle monete con il peso espresso in libbre.
Ancora oggi, a distanza di secoli, gli strumenti finanziari concepiti dall'ordine sono la colonna portante del sistema bancario mondiale. Il 13 ottobre 1307, all'improvviso, in esecuzione di un ordine di Filippo IV il Bello, re di Francia, tutti i cavalieri dell'ordine del Tempio vennero arrestati e le loro immense ricchezze furono confiscate. Il 18 marzo 1314, dopo 7 anni di processo, davanti alla cattedrale di Notre-Dame, sull'isola della Senna detta dei Giudei, vennero condotti a rogo i grandi dignitari dell'ordine, Geoffroy de Charnay e l'ultimo gran maestro dell'ordine, Jacques de Molay, il quale, in un primo momento, confermò le accuse di eresia che gli erano state attribuite ed estorte sotto tortura, e in seguito ritrattò, spinto da un'ultima fiammata di orgoglio e dignità.